L'ennesima perturbazione si è abbattuta sulla Pedemontana, già flagellata dal maltempo nelle ultime settimane. Pioggia, grandine e vento forte hanno spazzato il Bassanese, crescendo di intensità man mano che la perturbazione si spostava verso est. Grandinate sono state registrate a Bassano e in tutto il territorio, dove è in corso la conta di danni dell'agricoltura, già messa a dura prova dalle ultime mattane del clima. A Rossano Veneto alcuni alberi del parco pubblico sono stati abbattuti dalla forza delle folate di vento, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sempre a Rossano è stata messa in funzione la cassa d'espansione costruita per mettere in sicurezza alcune aree storicamente esposte ad allagamenti. Ha aperto le proprie porte e ha consentito all'acqua di defluire all'interno di questa enorme vasca in via Novellette, garantendo la sicurezza di via San Zenone e via Novellette, che non sono andate sott'acqua. Quindi prima dell'inaugurazione ufficiale, che sarà il 12 settembre, abbiamo già potuto constatare che la cassa d'espansione funziona.